E sono ricominciati i furti in abitazione, rapine in supermercati, abbiamo visto quello l'altro giorno a Zoppola, l'indagine poi lampo dei carabinieri, raggiri nei confronti soprattutto di anziani, truffe telefoniche, truffe internet, insomma ne abbiamo di tutti, di tutto e di più, e poi ovviamente sono ricomparsi anche i cosiddetti topi di appartamento. Allora io saluto e ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Grazie, Stato. buonasera. Grazie per essere tornato in nostra compagnia. Come difenderci allora da queste situazioni che purtroppo sono ormai all'ordine del giorno, sono tornate, o meglio essere all'ordine del giorno? Infatti quando andavo in onda a servizio ho detto sono tornati perché chiaramente, se voi avete notato, e non servono le statistiche, ma durante il lockdown c'era questa calma, ovviamente le persone si trovavano nelle proprie abitazioni e i topi di appartamento quantomeno erano disoccupati. Oggi come oggi sono ritornati in auge questi episodi, ma è normale. Certo, chi subisce un danno del genere subisce un affronto, perché entrano nella tua proprietà non tanto come la violenza privata, ma nel tuo intimo, entrano negli appartamenti, mettono a soqquadro, anche se non dovessero trovare nulla, è peggio, distruggono sì, quello che trovano. Dati statistici, questi atti si compiono in 3-4 minuti. A volte siamo riusciti, grazie ai vicini, siamo riusciti a intervenire e a prendere in flagranza del reato questi malviventi. In genere sono nomadi di giovane età, e quindi anche con una imputabilità ben diversa. Perché sotto i 14 anni non possono essere nemmeno toccati. Esatto. Quindi un'immunità, se vogliamo dire, nel fare una violenza privata. Questo è grave. Poi passiamo agli episodi. Si ricorda con la legittima difesa della possibilità di rispondere con la medesima violenza, e qualcuno dei ladri introdottosi nell'abitazione è rimasto vittima, e con tutte le nostre leggi italiane vengono risarciti anche del danno, quindi il danno e la beffa. Oltre al danno pure la beffa. Senta, dottore, abbiamo sufficienti uomini noi per tenere sorvegliata e monitorata non soltanto la nostra città, ma quando ricadiamo sempre lì, io tante volte mi impunge su questo. Guardi, nella nostra città fortunatamente riusciamo non in tutte le giornate a rispettare quello che sono gli ordini del Dipartimento, cioè garantire le 3 macchine. Basta che uno si ammali, basta che ci sia una persona da sostituire, 3 macchine comunque nella nostra città sono ben poco. È ovvio che queste vengono sommate a quelli dei colleghi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ovviamente ci servirebbe un controllo costante, non in determinate ore. Noi riusciamo a far capo fronte a questa mancanza con un'aggregazione momentanea, giornaliera, quando serve, del reparto prevenzione crimine proveniente da Padova, che giunge in giornata e alla sera, poi finito il servizio, ritorna in quello di Padova. Quella volta io mi arrabbiai con il Dipartimento perché invece di assegnare totalmente gli uomini sul territorio vollero creare questo nucleo di persone da distribuire nelle varie province nel momento del bisogno, secondo me con un costo. Anziché distribuire 500 persone al gruppo ogni volta, sarebbe ottimo distribuire 500 uomini in più sul territorio, perché sappiamo benissimo, e io faccio sempre i conti della serva, se vanno via
12 persone, 13 come quest'anno, poi ne arrivano 5, 6, 7 e ci pare la mano del Signore, però non è così. Purtroppo i reati sono riemersi perché nel periodo estivo bisogna porre maggiore attenzione, perché lasciamo le abitazioni per andare a fare qualche ora al mare, qualche ora in montagna, un weekend. Nel giorno delle pensioni ci sono sempre i furbi che riescono a contattare ancora gli anziani che vanno a prelevare la pensione, e io dico sempre, se c'è la possibilità, accompagnate i vostri genitori, i vostri nonni a prelevare la pensione presso gli sportelli, perché è vero che è un reato che è da sempre, però è un reato che potrebbe essere neutralizzato solamente con l'aiuto che possiamo dare ai nostri cari più anziani. Diamo anche un consiglio: non pubblicate su Facebook. Non pubblicate, lo dici. Sono in vacanza una settimana. Esatto. Perché come dire, la mia ci casa sono è anche, vuota, esatto, direttore. Pubblicale dopo, esatto. no? le notizie quando sei tornato. Esatto, quindi, esatto, è una cosa che piace fare a tutti con questi social. L'avevo detto la scorsa settimana parlando del pornografia, soprattutto ai danni di minori. Ne abbiamo avuto un caso, no? La settimana scorsa, e quindi, esatto, e quindi anche lì non pubblicate che siete al mare, che siete in montagna, che siete alle Seychelles, dove quest'anno forse io vi invidio, ma non diffondetelo. Però quest'anno forse magari ci potremo accontentare di Bibbione, Lignano, della Brussa, dai, della Brussa. Bene, anche... però quando torniamo a casa speriamo di trovare ancora la casa. Perché attenzione, si è verificata anche ne aveva parlato anche il vice sindaco la scorsa settimana. Si trova la casa occupata. Trovi la casa occupata ed è finito, insomma. È meglio, non so, meglio che rubino. Due episodi, quindi, insomma, a sto punto è meglio che rubino, vadano via, che ci rimangono dentro. Almeno ci rimane la casa. Grazie, Raffaele Padrone. Ridiamo su questo episodio. Volevo ricordare, lei mi ha chiesto degli uomini, c'è un bando di concorso che è uscito proprio fine settimana per già appartenenti alle forze armate VFP1 e VFP4, che è di 1350 unità nella Polizia di Stato. Insomma, questi poi a ottobre faranno tutte le prove, da qua un anno e mezzo, 2 li troveremo sulle strade. Me lo auguro davvero. Grazie dottore, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Raffaele Padrone. Parliamo di fognature città green, andiamo a Pordenone.